Arranca il partito anche oggi, Pala Marchetti di Rovereto, buon pomeriggio, siamo alla prima giornata del girone di ritorno della Serie A2 Elite Girone A ed è subito un big match che ci aspetta per iniziare questo girone di ritorno. Arriva infatti una delle due leader, anche se con i risultati di ieri al momento al secondo posto, il Savia Testa Mantova, che vedete alla destra ai vostri teleschermi in maglia bianca con linea trasversale rossa, e la formazione ovviamente di casa dell'Olimpia Rovereto nella tradizionale maglia e completo rosso-blu. Partita molto interessante, molto importante, come segnava De Filippo, gli esami non finiscono mai e quello di oggi è sicuramente uno tosto per la formazione di Saiani. Andiamo subito a vedere le formazioni scelte dai due tecnici. L'Olimpia Rovereto che schiera col numero 6 Tiago, 7 Mufakir, 8 Gastaldello, 10 Raffigna, 11 Hakimi, 13 Veronesi, poi col numero 14 Bazzanella, 16 Ceschini, 17 Onzacca, 23 Cristel, 28 Simoncelli, 67 Vivian. La risposta della formazione guidata da Giuseppe Milella, detto Pino, che schiera col numero 4 La Banca, 5 Leleco, 6 Valdes, 7 Romano, 8 Donadoni, 10 Misael, 11 Mascherona, 13 Vilde, 20 Grosso, 22 Garabellese. Portieri sono col numero 17 Casassa, numero 3 Deida. Siamo pronti, rueda la pelota, si parte quindi con questo nuovo match con l'Olimpia ad impostare la prima azione della partita. Attenzione a Raffigna, subito attaccato dal pari numero Misael, tocco all'indietro per Ceschini, lancio a cercare Mufakir, palla poi recuperata da Tiago, Vilde si accentra, intercetta Tiago, parte Tiago in contropiede, Tiago riesce però a dire di no Casassa, bloccando la conclusione. Occasione in questi primi 4 minuti di gioco. Attenzione a Mascherona che prova il diagonale, palla che esce. Gastaldello a centrocampo controlla il piazzamento, poi serve in avanti Raffigna, prova ad andare in avanti Raffigna, l'uscita di Casassa che sbarra la strada, poi Hakimi vince il rimpallo, la formazione mantovana, la conclusione da fuori di Donadoni. Buono intanto il passaggio di Raffigna per Gastaldello, bravo anche l'uscita Casassa che in scivolata manda la palla in fallo laterale, che va in avanti, poi Vilde la botta, Ceschini, Gastaldello lancia in avanti, attenzione Hakimi solo, la palla gli sbatte sul ginocchio, non riesce a girarla, recupera Hakimi, occasioni da una parte e dall'altra, poi recuperato, la botta incredibile di Misael che va sulla traversa, lo stesso Gastaldello effettua la rimessa corta, scambia con Cristel, va via bene Gastaldello, l'uscita di Casassa che è rientrato tra i pali e Gastaldello da un posto incredibile, gas alla vista, Olimpia Rovereto in vantaggio con la rete firmata da Riccardo Gastaldello con un preciso sinistro che ha sorpreso Casassa che era uscito in precedenza. Olimpia in vantaggio, lancio per, attenzione al tocco, poi tentativo da parte di Romano, che Hakimi, poi Gastaldello, va via Gastaldello, attaccato da Valdes, Gastaldello scatenato, palla in mezzo Cristel, Bazzanella, Casassa, Mura davanti alla porta, Olimpia, attenzione Hakimi, Casassa, due occasioni nel giro di pochi secondi. Calcio d'angolo, il tocco Cristel sul secondo palo, rischia addirittura l'autorete Mantova. Eccolo l'ex Barcellona che passa il pallone a Leleco, parallelo, palla in mezzo, Vilde! Conclusione vincente del pareggio mantovano a 13:07. Colpo da biliardo con Misael, pallone a scavalcare, Vilde di testa, Raffigna che rischia l'autorete, calcio d'angolo per Mantova,
con Vilde alla battuta, palla dietro, il tiro è ancora a palo, ma recupera palla comunque Thiago largo per Mufakir a rimorchio, Rafinha, la finta di Rafinha ancora, poi Thiago, l'uscita di Casassa, bravo Rafinha a recuperare, c'è Christel libero, Christel, l'uscita di Casassa che chiude ancora una volta lo spazio, attenzione al tocco, Vilde, tacco, e poi il sinistro, blocca Ceschini che ripassa il pallone a Christel che ora si è spostato a sinistra mentre Castaldello è a destra. Christel cerca di portare avanti il pallone, serve poi in mezzo a Hakimi, ancora Christel sul secondo palo, Bazzanella riporta avanti l'Olimpia a 18:55, il 2-1 firmato da Bazzanella, bella azione tutta di prima dell'Olimpia. Nuovo vantaggio per l'Olimpia Rovereto, Mantova che quindi si ributta in avanti con Donadoni, attenzione alla parallela con Mantova, attenzione il sinistro, Ceschini dice no, il pallone con Romano, attenzione a Grosso, poi la palla sulla destra, intervento dell'arbitro, tutta, poi lascia Vilde e trova sul primo palo il pareggio quasi immediato, 19:43, ancora Vilde, meglio forse tenere il pallone per far arrivare il suono della Biossina. 2-2 alla fine del primo tempo, 2 volte in vantaggio l'Olimpia con Castaldello e Bazzanella, 2 volte riacciuffata da Vilde, trasversale rossa a sinistra che sarà pronto a dare il calcio inizio con l'Eleco, Vilde, Misael, Mascherona e Casassa, il quintetto scelto da Pino Midella, palla intanto intercettata da Rafinha appunto, Simoncelli e Thiago, Hakimi a cercare Thiago, riesce ad allungare la mano Casassa, subito occasione per l'Olimpia dopo 22 secondi, palla all'indietro, ci prova Hakimi, palla rimbalza, poi Thiago ancora, Casassa dice no, poi lo trova, affida il pallone a sinistra a Rafinha, si accenta Rafinha, cerca il primo palo, la palla però esce, attenzione al pallone che spiove, gran gol di Leleco con un sinistro al volo imparabile per Ceschini che ribalta il risultato, 1:09. Rafinha che salta Vilde, Rafinha, poi pallone che arriva a Thiago, ci mette il piede Casassa e manda in calcio d'angolo, gli mette la palla fuori Vilde, palla per Thiago, Simoncelli, si gira Simoncelli, palla che attraversa tutta l'area di porta, Donadoni, di nuovo la palla ad Hakimi, Rafinha, tocco Hakimi, palla a fil di palo, chiuso da Mascherona, rilancia, attenzione il tocco, si libera Carabellese, Ceschini col piede, palla in mezzo, Carabellese solo manda fuori, l'Olimpia deve stare molto attenta, attenzione a Misa e la palla sulla traversa, poi anche sul corpo di Ceschini che non trova profondità per il momento l'Olimpia, allora ci prova Thiago con Bazzanella, Thiago! Il pareggio, il 3-3, esattamente a 11:40 l'Olimpia riaggancia Mantova. Di Donadoni, il tocco per Misael, Ceschini, poi Vilde, Misael, chiuso da Onzacca. Questa volta ha fatto buona guardia all'Olimpia. L'ultimo tocco è suo, rimessa già effettuata, riparte l'Olimpia, ci prova Hakimi da casa sua, ma riesce ad arrivare in tempo l'Eleco a chiudere. Vilde ancora, trova Misael, sinistro, Ceschini e poi il gol di Vilde che rimbalza proprio
la rimessa di Ceschini. Prova a protestare l'Olimpia perché incredibile veramente il gol della formazione del Mantova. Incredibile veramente il gol per provare lo spazio, palla per Hakimi che mette in mezzo, il rimpallo non è fortunato per l'Olimpia. Hakimi a sinistra, che bella Rafinha, Bazzanella dalla sua mattonella riacciuffa il pareggio a 1:38 dal termine. Doppietta per Bazzanella, 4-4 il punteggio, 98 secondi. Intanto la rincorsa parte Hakimi, ribatte Casassa, poi Christer, ribatte Casassa, attenzione a Wilde, Hakimi, attenzione infatti che arriva Wilde, deve addirittura Grosso, Wilde, ultimo secondo, suena la bossina, non passa il Mantova a Rovereto, 4-4. Bella partita, avanti 2 volte l'Olimpia con 2 volte recuperata dal Mantova, poi avanti 2 volte il Mantova, a sua volta recuperato tutte e 2 le volte dalla formazione roveretana. Doppietta di Bazzanella e di Wilde per le 2 formazioni, anzi tripletta di Wilde, doppietta di Bazzanella, poi le reti firmate da Leleco per il 4º gol della formazione ospite, mentre le 2 reti della compagine di casa che mancano portano la firma di Castaldello e Tiago. Grazie a tutti, buona serata e appuntamento alla prossima gara casalinga dell'Olimpia Rovereto.